Si è svolta la 15ª edizione del Rallye Monte Carlo Historique dal 28 gennaio al 4 febbraio 2012, competizione internazionale di regolarità per auto storiche. Alla partenza 340 vetture, 120 delle quali hanno preso il via da Torino, mentre le altre sono partite da Oslo, Varsavia, Glasgow, Barcellona e Reims, anch'esse sedi di partenza di tappa. Lancia ha partecipato alla prestigiosa gara con la Fulvia 1600 HF 1.6 Coupé, ufficiale, perfettamente funzionante e appartenente alla collezione storica Lancia. Vincitrice del Rallye di Monte Carlo nel 1972, la vettura ha visto di nuovo alla guida il campione Sandro Munari, denominato il Drago di Gavarzere. Alla Fulvia spetta un posto di rilievo nella storia della Lancia, una vettura che ha legato il suo nome ad un'interminabile sequenza di affermazioni sportive. Il presidente della giuria di Fleet Italy Award, i premi per i migliori acquirenti e gestori di auto aziendali, sarà Giovanni Tortorici, che è anche leader di AIAGA, l'associazione italiana acquirenti e gestori di auto aziendali, l'associazione appunto che ha bandito i premi assieme alla società di studi economici Econometrica. Gli altri componenti della giuria dei Fleet Italy Award saranno Stuart White, già presidente dell'associazione inglese, Angelo Paletta, professore di economia aziendale all'Università di Bologna, e Gianprimo Quagliano, presidente di Econometrica. Il termine ultimo per candidarsi ai premi è fissato per il 17 marzo 2012. I premi verranno consegnati in occasione di Company Car Drive, la manifestazione dedicata alle flotte di auto aziendali che si svolgerà dal 18 al 19 aprile 2012 all'Autodromo di Vallelunga a Campagnano di Roma. L'Expo Rallye 2012, tenutosi il 28 e il 29 gennaio a Brescia, ha aperto la stagione agonistica di Suzuki, prestandosi come sede per la presentazione dei nuovi programmi sportivi 2012 e per la premiazione del titolo tricolore 2011 del campionato italiano cross country rallye, aggiudicatosi da Suzuki con l'equipaggio Codeca Fedullo. Suzuki Italia conferma il suo impegno nello sport proponendo l'edizione 2012 dei consolidati trofei monomarca Swiss Rally Cup e Suzuki Challenge, protagoniste rispettivamente le Suzuki Swiss Sport 1006 e le Suzuki Grand Vitara, che si daranno battaglia nei rally nazionali più nominati. 13ª edizione per l'agguerrito trofeo Suzuki Challenge riservato al Grand Vitara 3 porte, con preparazione rispondente ai dettami del regolamento tecnico gruppo T2 veicoli di serie. Nel 2012 sarà fortissima la squadra ufficiale Suzuki, che parteciperà al campionato italiano cross country rally con il pilota Lorenzo Codeca, 4 volte campione d'Italia, affiancato da Bruno Fedullo a bordo della Gran Vitara 3.6. Nel 2011 Suzuki si è diplomata campione d'Italia per la terza volta e dopo aver conseguito il titolo nazionale tra i costruttori e nel gruppo T1, il team ufficiale di Suzuki ha completato l'emplane con la partecipazione al campionato, affermandosi anche nella graduatoria riservata ai conduttori assoluti e ai conduttori del gruppo T2. Fiat partecipa in qualità di auto ufficiale a 3 prestigiosi eventi della Lega Basket Serie A: la Finale AI che si terrà a Torino il 16 al 19 febbraio, l'All-Star Game è in programma a Pesaro l'11 marzo e la Supercoppa italiana, il cui luogo di svolgimento è ancora da definire. Il brand mette a disposizione una flotta di vetture e veicoli composta dai modelli Doblò, Bravo, Scudo e Ducato, destinati ai trasferimenti degli atleti, degli ospiti e degli organizzatori. Con questa sponsorizzazione Fiat Group Automobil conferma l'impegno e l'attenzione verso molte discipline sportive praticate a qualunque livello, dal calcio all'atletica, dalla vela al basket, oltre alla partecipazione diretta all'attività agonistica più ovvia, quella automobilistica. Ogni MV Augusta è la combinazione ideale di migliaia di pezzi, così nasce l'F3, la 3 cilindri che ha cambiato il concetto di media sportiva. Ogni F3 è composta da circa 1200 pezzi controllati uno per uno prima, durante e dopo il montaggio per assicurarne la conformità iniziale, la precisione dell'assemblaggio, l'efficacia. Il motore
motore 3 cilindri in linea 675 cm3 adotta la soluzione esclusiva dell'albero controrotante che neutralizza le forze di inerzia nella guida, esaltando le maneggevolezze tra le curve. Il presidente dell'Ascom Taxi di Bologna, Alessandro Tedeschi, ha ringraziato tutti i taxisti bolognesi per il lavoro svolto in questi giorni di emergenza neve per assicurare la mobilità in tutta la città di San Petronio. I turni sono stati appositamente allungati per dar modo a tutti gli operatori di poter lavorare anche senza sosta.